Buon pomeriggio dall'Arcoveggio, convegno di corse di giovedì 4 maggio. Prima corsa riservata ai gentleman, cavalli di 4 anni, sono in 8 al via, 1 da Bietual, 2 Donatello, 3 Dolce Stella, 4 Don Rodrigo, 5 Duty Free B, 6 Diabolic Claudio, seconda linea 7 Delivery Day Mag, 8 di Natà. Don Rodrigo il favorito, macchina che lancia i concorrenti con Don Rodrigo, puntuale, che fila in testa nei confronti di Donatello, sbaglia da Bietual, mentre all'esterno numero 1 da Bietual rimane squalificato. subito Duty Free B che scurva piuttosto largo e quindi Don Rodrigo in vantaggio, ha già 3 lunghezze di margine su Donatello dopo i primi 200 in 14,9. In terza posizione c'è Di Natà, poi gli altri. Tanto continua il proprio percorso di testa il favorito Don Rodrigo, Massimiliano Michelotto in sediolo, in seconda posizione rimane Donatello, poi Di Natà. Per corsie esterne Sindustria invece Duty Free B con in schiena Dolce Stella. I due seguiti da Diabolic Clay e Delivery Day Mag. Non cambia niente dopo 600 metri in 45,7, continua a fare andatura discreta il leader e favorito che arriva al passaggio davanti alle tribune con in schiena Donatello e all'esterno il tentativo di Duty Free B che ha sempre in schiena Dolce Stella. 800 iniziali completati, 1 minuto e 9 decimi per il mezzo miglio e ora il chilometro viene coperto nell'ordine dell'1:16,1 con situazione tattica pressoché invariata, sempre a fare l'andatura Don Rodrigo senza strappi per il momento, la via sul passo, cerca la terza ruota Dolce Stella, Duty Free B sempre comunque all'esterno, ora al sediolo del leader, lungo la corda invece va Donatello e ha guadagnato una posizione lungo la corda anche Delivery Mag, completamento della piegata, ingresso in addirittura d'arrivo, entra in testa Don Rodrigo, ultimi 100 metri di gara con Don Rodrigo che viene impegnato da Donatello. Donatello ci prova nel finale, Don Rodrigo ha buon vantaggio e sul palo emerge ancora nettamente primo, terzo posto a centropista per un generoso Duty Free B, 1:15,4, 33 chiudere, 1 minuto e 3 decimi gli ultimi 800 metri. La vittoria per il favorito Don Rodrigo, Massimiliano Michelotto in sediolo per conto di Andrea Sarzetto della scuderia Lagunare. Vince agevolmente, nonostante alla fine Donatello cerchi di minacciarlo e lo avvicini comunque. Mentre per il terzo è ancora Duty Free B dopo intero percorso scoperto.